Buongiorno, mi chiamo Alistair Rowan, sono irlandese e vi parlo dallo studio mio nel centro di Dublino. In questa storia della raccolta di Alessandro Papafava incontriamo una collaborazione molto interessante perché è una collaborazione tra l'Irlanda e l'Italia. Buongiorno, io sono Susanna Pasquali, sono l'altra metà della storia, legata ai disegni Papafava, e voglio qui ringraziare prima di tutto a nome mio e a nome di Alistair il professor Francesco Moschini, che ci ha invitato a parlare dei disegni, ci ha invitato a parlare di una mostra che abbiamo aperto grazie al Centro Palladio di Vicenza a novembre scorso, una mostra che come tutte le mostre oggi in Italia è purtroppo chiusa, e vorrei anche dire qualche cosa di più quindi sui rapporti che questa mostra, questo gruppo di disegni ha avuto soprattutto con l'identità dell'Accademia di San Lunga, un'identità che noi abbiamo molto, come dire, illuminato, studiato, in qualche modo inquadrato meglio proprio grazie ai disegni Papafava. La storia nostra incomincia nell'anno 1800 e si tratta di un prete domenicano irlandese di nome Giorgio MacDonagh che si trovava a Padova in quel periodo. Dall'altra parte della storia ci sono due ragazzi nobili, Francesco ed Alessandro Papafava, che in quella data non aveva che 19 e 17 anni. La storia della raccolta è in gran parte la storia di questi due ragazzi. Incontriamo i ragazzi per la prima volta con la loro madre a Panici di Brazzà in un ritratto di Pietro Bini di 1793. A destra si vedono le loro sorelle, Caterina e Lauretta, che decorano l'urna funeraria che contiene le ceneri del padre, Conte Giacomo Papafava, morto quando i ragazzi erano giovanissimi. Come si vede qua, Alessandro, il più piccolo, vestito in un velluto verde, aveva solo 8 anni, ma se non ci fosse nato questo giovanotto, non ci sarebbe mai una storia architettonica da raccontare. Allora facciamo un salto di 150 anni. La data 15 marzo 1965. In quel giorno mi trovavo in una strada di Padova che si chiama la Via Marsala e dovevo andare a trovare il conte Novello Papafava dei Carraresi al palazzo suo. Mi trovavo in Italia in questo periodo perché ho avuto una borsa di studio dal governo italiano e studiavo all'Università del Bo, l'Università di Padova. Il conte mi ha ricevuto in una bellissima biblioteca sua e mi ha trattato con una gentilezza notevole. Qui c'è una collaborazione tra Irlanda, perché sono irlandesi io, e il conte che era padovano puro, ma un uomo del tutto speciale. In quel periodo era presidente del RAI e aveva delle connessioni vaste e mi ha fatto conoscere tantissime persone. Mi ha introdotto subito al suo figlio terzo, Marsilio Papafava, che studiava sotto la biblioteca
in ufficio della famiglia. Marsilio ed io abbiamo fatto una bellissima amicizia che è durata per più di 50 anni. Qualche settimana dopo, Marsilio mi ha portato a visitare la bellissima tenuta di Frassinelle, con un grande parco all'inglese. Si vede qua una pianta della villa del primo Ottocento e la scalinata rifatta secondo un progetto di Alessandro Papafava del 1825. Questa è la villa di Frassinelle, rivestita con delle facciate austere che dimostrano la sua conoscenza dell'architettura progettata da Mario Osprucci a Roma. E qua abbiamo un tempietto ionico disegnato da Alessandro intorno agli anni 1830. Alla fine della nostra visita, Marsilio mi ha portato in una grotta enorme, creata sotto tutta la villa per suo bisnonno Alberto. Dal 1876, un lavoro che è durato per più di 8 anni prima che fosse completo. Marsilio mi ha dato una candela accesa e mi diceva: c'è luce qua per 5 minuti al massimo, e mi ha buttato dentro la grotta. Questa è la pianta per il giardino nel cortile di Palazzo Papafava a Padova. Il disegno è della mano di Alessandro, fatto intorno agli anni 1820, quando ha voluto introdurre un tipo di giardino del tutto informale nel complesso tardo barocco del palazzo stesso. È da notare che qua, nel giardino, Alessandro ha inventato una specie di ponte indicato con un punto verde per creare una connessione diretta con il piano nobile della casa, che contiene una grotta carina e piccolissima. Sia forse da questo disegno geniale che nasce il concetto della grotta di Frassinelle. Nei primi mesi della mia vita padovana, la lieta Papafava è stata la mia tutrice ed anche da un lato il mio governatore. All'inizio non si fidava di me, non pensava che io fosse una persona adatta per andare a cercare le cose nell'archivio della sua famiglia, e ha contestato questo fatto con suo padre, che è stato disposto a farmi vedere tutto quello che ho voluto vedere. Alla fine, quando abbiamo vinto e la lieta mi ha portato su in soffitta per vedere l'archivio, mi ha chiuso dentro con chiave. Mi ha dato un appuntamento per una durata di 2 ore, prima di che lei non si sarebbe fatta vedere. Chiuso dentro l'archivio, mi sono reso conto subito che non potevo trovare i documenti che mi interessavano, cioè i documenti per il parco a Frassinelle e la fabbrica della chiesa, e così cosa potevo fare? Mi sono messo a guardare tutte le cose che si potevo trovare nell'archivio. Ho tirato tutte le cassette, ho cercato dappertutto, e alla fine ho trovato rotolato in un angolo di un armadio i disegni originali di Palazzo Papafava e il disegno di un architetto padovano, Giovanni Battista Novello, e nessuno sapeva
che lui avesse fatto questo palazzo. Da quel minuto in poi non avevo più problemi con Lieta Papafava. Questo rilievo, fra quelli che ho scoperto, dimostra una sezione laterale del Palazzo Papafava ed è interessante perché ricorda lo stato del palazzo nel 1806, quando era acquisto dai fratelli Francesco ed Alessandro. Qui si vede il salone alto, centrale, e 3 grandi camere quadrate a sinistra. Le camere erano destinate ad essere trasformate 10 anni dopo, secondo un progetto di Alessandro, in un raffinatissimo appartamento del gusto neoclassico. In biblioteca ho anche trovato 7 disegni dell'architetto inglese Michael Joseph Gandhi, noto per tanti anni come collaboratore importante di Sir John Soane. I disegni di Gandhi portano la data 1796 e dimostrano la cura con cui il giovane artista ha studiato i particolari dei resti romani. Una nota nel diario mio per il 9 di maggio 1965 legge: I have found more plans in the Archivio Papafava, all the collection of Alessandro Papafava. It is a very large collection with many finished designs. Though all are unsigned, perhaps one is for a mausoleum to Canova. Ora sappiamo, grazie agli studi di professore Fabrizio Di Marco, che questo tempio è un disegno di Giuseppe Camporese. Negli anni 90 è stato preso in considerazione il futuro di questi disegni. Ho personalmente consigliato di non dividerli o separarli e che il valore della raccolta, da considerarsi un capitolo nella storia culturale del Veneto, sebbene finora sconosciuto, doveva essere rispettato. Questo parere mio ha dato vita alla determinazione della famiglia nel voler trovare una soluzione adeguata ai disegni raccolti da Alessandro. Ed ora possiamo felicemente festeggiare la donazione Papafava al Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio a Vicenza, dove sono stati presentati in mostra, che sono stati raccolti da Alessandro Papafava, sono di un'architettura nuova, formale e di un'architettura romana. Con questo tema ho dovuto trovare una persona adatta per spiegarmi la storia e sono stato molto fortunato perché così facendo ho incontrato la professoressa Susanna Pasquale, che come il conte Novello mi ha aiutato moltissimo. Noi due abbiamo fatto la mostra a Vicenza insieme. Ho incontrato Susanna per la prima volta a Roma nell'Accademia di San Luca e poi pochi mesi dopo è venuto su a Padova, dove siamo andati insieme a vedere la raccolta, ma anche a studiare i mutamenti che Alessandro ha fatto al palazzo. Con questa immagine siamo nel salone barocco del Palazzo Papafava, ritoccato da Alessandro, che ha aggiunto 2 nicchie, semplici assai, per raccogliere i gessi dal Canova, che sono stati comprati a Roma e portati nel Veneto proprio per volontà sua.
Susanna Pasquale mi ha sviluppato in modo molto chiaro il significato di questo mutamento di gusto in un contesto romano. Ma se ci mettiamo ad esaminare l'origine delle interesse architettoniche del giovane conte, bisogna tornare al domenicano irlandese Giorgio MacDonagh. Questa abbazia rovinata è il convento di San Tommaso di Urla, in Irlanda dell'Ovest, nella contea di Mayo. Mentre il governo di Giorgio III a Londra non incoraggiava per niente il cattolicesimo, MacDonagh veniva da un paese distante dal centro di potere, quindi ha potuto entrare nel convento verso 1764, dopodiché è stato mandato in Italia, per prima a Firenze a San Marco, poi a San Clemente a Roma. Più tardi è stato mandato dall'ordine suo in Francia, dove insegnava a Marsiglia quando la rivoluzione francese è scoppiata. Da Francia, MacDonagh ha trovato qualche modo di tornare in segreto dalla Francia in Italia e all'estate di 1800 si trovava a Padova. Ora la nostra storia diviene affascinante. Nel Veneto si trovavano truppe francesi dappertutto. La contessa Arpalice era terrorizzata dall'idea che i suoi figli fossero presi come soldati in qualche esercito francese. E per evitare questo pericolo, questo avvenimento, si è messa in testa di mandare i ragazzi fuori d'Italia. Era friulana lei e per quello ha scelto l'Ungheria come un paese sicuro dove mandare i suoi figli come studenti all'Università di Pest. E questa è la parte interessante. Non si sa come, ma Arpalice ha incontrato MacDonagh, il prete irlandese. Si sono messi d'accordo sull'idea che MacDonagh potrebbe fare un tutore per i due figli e si sono partiti insieme, MacDonagh l'irlandese, con questi due ragazzi nobili per Pest alla fine d'estate nel 1800. È stata una collaborazione fra questi ragazzi e il loro tutore, che là chiamavano sempre il nostro abate, molto interessante. Dopo un anno in Ungheria si sono trasferiti all'Accademia Ritter a Dresda, un collegio per i ragazzi nobili della Sassonia, conosciuto da MacDonagh. Si vede qua la piazza del vecchio mercato, dove l'architettura tedesca, soprattutto quando nevicava, non piaceva per niente ad Alessandro. Sappiamo tantissimi dettagli di quello che hanno fatto all'estero, perché la contessa, poco dopo la partenza dei figli, ha fatto una visita a Pest, quando ha imposto una regola per il condotto loro, secondo la quale ognuno dei ragazzi avrebbe dovuto mandarla una lettera. Francesco alla fine di una settimana, Alessandro in quella successiva. I ragazzi stavano via nei paesi tedeschi per un totale di 103 settimane e ci rimangono nell'archivio Papafava 89 lettere loro. È una testimonianza ricchissima e forse unica.
A Dresda i fratelli sono stati riconosciuti come persone della corte dell'elettore Federico Augusto III. Quindi si sono divertiti molto di più che non a Pest. In questo bel quadro di Bernardo Bellotto si vede a destra la Chiesa Cattolica di Santa Trinità, la Chiesa della Corte. Ed è stato qua, dopo un gran ballo alla fine del Carnevale del 1802, che i ragazzi si sono recati lì per ricevere le ceneri. Da Dresda hanno fatto una visita a Berlino, da dove Francesco scrive: l'aspetto della città è superbo. Tutte le strade sono di larghezze enorme, fiancheggiate da case belline e spesso dei palazzi maestosi. Questa veduta dimostra gli edifici intorno alla fine della strada principale a Berlino, la cosiddetta Unter den Linden. Da Berlino sono tornate a Dresda per passare l'estate in compagnia gradevole e poi sono partiti di nuovo in settembre 1802 per tornare a casa loro verso la fine di ottobre. Chiediamo cosa ha imparato Alessandro all'estero. La risposta è chiara. Si è scoperto dentro di sé una grande ammirazione per gli architetti e per l'architettura e ha anche goduto molto i giardini informali, i cosiddetti English Garden, che sono stati sviluppati in Germania. Allora le sue interessi tornate a Padova erano uno, l'architettura e poi i parchi informali, come quello che dovrebbe fare a Frassinelli. In questa situazione si è messo a sviluppare con la mamma un progetto sotto la quale lui potrebbe andare giù per studiare a Roma, sempre con l'abate Maddona come il suo tutore. La contessa ha dato un suo permesso e alla fine dell'autunno 1803 Maddona e Alessandro sono arrivati a Roma, dove il nostro abate ha trovato un bel appartamento in via San Vincenzo. In questa stampa di Piranesi della Fontana dei Trevi, la chiesa a destra dà inizio alla strada di San Vincenzo. Alessandro era entusiasta di Roma. Non posso dirle l'impressione che mi fece queste immense città, di cui in questi giorni ho scorso con l'occhio le principali bellezze. Così inizia la prima lettera che ha mandato al fratello Francesco. Era andato con Maddona ad incontrare Canova, che gli ha consigliato un professore con cui studiare l'architettura all'Accademia di San Luca. E così ha incominciato uno studio che dovrebbe durare per 4 anni. È raro di poter studiare il progresso di uno studente alla distanza di più di 2 secoli, ma con Alessandro si sono conservate a casa Papa Fava dei bellissimi esempi di quanto ha imparato da un anno all'altro. In quell'epoca ogni studente all'inizio degli studi suoi dovrebbe imparare da capire le sottigliezze del disegno dei capitelli antichi. Si incominciava con un bel esempio del dorico, poi del ionico ed anche del corinzio. Esistono nella raccolta Papa Fava 3 capitelli fatti da uno studente.
che si possa immaginare fosse Alessandro stesso. Dal punto di vista tecnico, i primi due sono modesti e certamente non erano da comprare da qualche venditore di disegni. Con un esercizio tale, uno studente dovrebbe imparare non soltanto come i diversi capitelli si fossero formati, ma anche come disegnare con gli strumenti di quell'epoca. In una lettera alla mamma, Alessandro scrive: ella mi domanda come va l'architettura. Io mi vi applico e con molto piacere, ma non ci vuole che un continuato e lungo esercizio per superare il materialismo del disegno. E senza questo abito della mano, le idee mal si possono esprimere. Alessandro aveva ragione a lamentarsi delle difficoltà fisiche nel disegnare. In quell'epoca gli strumenti del disegno non erano facili da adoperare. Il compasso per prendere le dimensioni, il righello per controllare le linee parallele e la penna che si doveva caricare mettendo dell'inchiostro fra le due lame che controllavano il spessore dei tratti. Guardando bene si può vedere delle incertezze del disegno e degli sbagli nell'applicazione delle ombre al capitello ionico, mentre il disegno del capitello corinzio è molto più sicuro, più intelligente e le ombre sono applicate con esattezza. Ho fatto per la mostra a Vicenza una piccola presentazione del taccuino romano di Alessandro, un documento studentesco rarissimo e di grande interesse. Questo piccolo volume è una cosa molto preziosa perché ci mostra le cose che facevano i studenti a Roma negli anni all'inizio dell'Ottocento. È un libretto, un taccuino di Alessandro Papafava. Qui si vede che ha cercato di fare un bel disegno di una casa di campagna e ha scritto alla mamma riguardo a questo disegno suo, dicendo che aveva l'intenzione di mandarla diverse versioni. Poi qua c'è una parte di un capitello corinzio e questa è la cosa interessante, che ci sono tanti disegni di un tipo diverso. Allora con questo disegno Alessandro Papafava ha fatto grandi passi, perché ci fa capire che lui è capace di rendere l'idea di una scena a un angolo e poi è stato reso molto più vivace del fatto che ci sono queste colonne in ombre scure e poi c'è qualche luce che non si vede, è una luce nascosta che dà vitalità a tutto questo disegno. Ecco. Questo è un disegno di un prigione che a me interessa molto perché abbiamo nella raccolta della famiglia Papafava alcuni disegni, anche tanti, dell'architetto Mario Asprucce e pare che questo sia un disegno che Asprucce e il giovane Papafava hanno discusso insieme e questo senz'altro è di Alessandro Papafava, ma ci dimostra una scena quasi del teatro con questa torre centrale, poi si vede che ci sono catene eccetera e in cima questo mondo di trave che si spiega molto molto bene, ma è di una ricchezza inaspettata. Abbiamo anche trovato un disegno del nobile studente che nell'estate di 1806 è andato a visitare la bellissima Villa Garzone, opera del Sansovino, a Ponte Casale. Esistono tanti diversi studi misurati
della pianta della villa e poi questa facciata di un interesse enorme perché conserva, oltre il disegno fatto da Alessandro, anche gli appunti visivi aggiunti in matita di un maestro suo che parlando con lui ha voluto chiarificare diversi aspetti del disegno. La ricchezza dell'archivio Papa Fava non si limita ai documenti storici, le lettere dei fratelli, quelli dell'abate che scriveva sempre alla contessa in un francese molto garbato, oppure i volumi enormi dei monte e spese, delle contabilità e delle miscellanee. Esiste anche una bella documentazione dell'attività degli artisti, scultori e pittori che hanno lavorato nell'appartamento neoclassico a Padova, di cui una selezione di disegni è messa in mostra in 2 teche organizzate per illustrare il contributo notevole degli artisti stessi, ma anche della dottoressa Elena Catra, che si è specializzata nell'arte di Giovanni de Min, Bartolomeo Ferrari, Rinaldo Rinaldi e Luigi Giandominghi. Non c'è da dubitare che quando Alessandro Papa Fava è tornato a Padova, dopo 4 anni di studio a Roma, ha capito moltissimo. Conosceva tanti architetti ed è tornato con una raccolta di disegni notevole. Ed è per quello che abbiamo fatto la mostra, dove a Vicenza sono conservati, diciamo, per sempre. Anziché essere una raccolta di una famiglia privata, adesso è una raccolta per tutti gli italiani. Ma per finire la storia, vorrei tornare alle ultime mesi a Roma, quando Madonna ha suggerito ai 2 ragazzi di farsi fare un ritratto doppio da un artista notevole, la Angelica Kaufmann, una pittrice svizzera. E questo bel quadro ci spiega moltissimo. Grazie. Questo è il doppio ritratto dei 2 fratelli, dipinti da Angelica Kaufmann nella primavera del 1807. È stato una suggestione dell'abate McDonald, un amico dell'artista, di commissionare questo ritratto ed è l'ultimo quadro dipinto dalla Kaufmann. L'artista ci dimostra i 2 uomini seduti casualmente dietro una tavola di marmo. Pare che Alessandro, un uomo di non più di 22 anni, dia un'occhiata curiosa a destra, mentre suo fratello, più vecchio di quasi 3 anni, ci guarda direttamente con l'aria di un interesse casuale. I 2 fratelli richiamano le fisionomie caratteristiche che si sono sempre incontrate tra gli uomini di famiglia durante tanti secoli. Francesco robusto, con dei capelli scuri e ricciuti. Alessandro magro, con un profilo raffinato e capelli di un rosso marrone leggero. Lui è forse un po' vanitoso, perché sotto la giacca porta un panciotto di moda di seta. Il contrasto degli interessi dei fratelli è anche chiaro. Alessandro, lo studente di architettura, tiene un volume di architettura greca sotto la mano, con la pianta del Partenone. Un compasso, righello e una matita spiegano la professione che ha scelto.
mentre dei disegni arrotolati e tenuti con un nastro rosa possono fare un riferimento alla raccolta sua. Francesco ha degli interessi letterari. Al gomito suo si trova un'edizione delle opere del Winckelmann, mentre sta leggendo Un essay on man, un saggio sull'uomo, una delle opere più note del poeta inglese Alexander Pope. È chiaro che Giorgio Madonna avrà suggerito questo autore a Francesco, come aveva portato Alessandro con un architetto locale come guida a visitare il Tempio della Sibilla a Tivoli nella primavera di 1804. E forse per quello che si vede il Tempio sopra le spalle di Francesco in alto a destra. In questo quadro si legge quasi tutta la storia. I ragazzi, Francesco e Alessandro, arrivano a Roma nel 1803. Uno si deve chiedere, ma perché arrivano a Roma? Una risposta è sicuramente che la Roma del primo Ottocento è un posto veramente straordinario. Un posto straordinario credo per due ragioni. Uno perché è un luogo neutrale. Roma è un luogo che non appartiene né alla Francia repubblicana né all'impero. I due ragazzi Papa Fava erano stati portati, come ci ha spiegato Alistair, dalla madre nelle zone dell'impero perché aveva calcolato questa madre che sarebbero stati dei fedeli sudditi della nuova potenza che si era impadronita di Venezia, del Veneto, di Padova stessa. Poi le vicende di Padova fra il 1799 e il 1801 ancora fino al 1805 mostrano che questo, proprio su Padova, sul confine di Padova, mostrano che questa alleanza con l'impero poteva essere anche completamente rovesciata con un'alleanza alla Francia. E quindi i ragazzi, come ci ha mostrato molto bene Alistair, vengono portati a Roma per studiare legge, ma Alessandro, il più giovane, studia sì legge ma di malavoglia perché comincia a interessarsi alle arti. Roma è una città straordinaria anche per la ripresa delle arti. Una ripresa delle arti difficile perché voglio a tutti ricordare che le statue, le maggiori statue erano state portate dai francesi via, i quadri, le collezioni stavano impacchettati durante la Repubblica Romana, non c'era molte cose, non c'era lavoro per gli artisti, non c'era lavoro per gli architetti e tuttavia c'era una personalità straordinaria che era in grado, con la sua sola presenza a Roma, di attirare tanti degli artisti che potevano ormai viaggiare e rendere di nuovo Roma attraente. Questo naturalmente sapete tutti era Antonio Canova, lo scultore. Antonio Canova, veneto, è la persona che interessa di più Alessandro. Accanto ai disegni, quelli che sono oggi al Centro Palladio, c'è un tesoro, un enorme tesoro negli archivi Papa Fava che sono le lettere scritte dai fratelli Francesco e Alessandro alla loro madre durante il soggiorno romano. Le lettere le abbiamo imparate a leggere, osservare attraverso le analisi straordinarie che ne ha fatto Alistair per la parte relativa al viaggio nei paesi di lingua tedesca. C'è qui adesso un pacco interessantissimo di lettere di Alessandro che va allo studio di Canova tutti i giorni, ogni giorno, osserva quello che avviene, parla con le persone che ci sono dentro. E abbiamo delle lettere che abbiamo trascritto nel catalogo, un tesoro nuovo, inedito, a cura di Elena Catra, una giovane storica dell'arte che se ne è occupata, ma abbiamo una cosa che per noi esperti di storia dell'architettura, e Alistair ci interessa in particolar modo, perché abbiamo anche in queste lettere un racconto di come Alessandro è arrivato a decidere di fare l'architetto dilettante. È andato da Canova,
ed è Canova stesso, e questo per noi è straordinario, che gli ha detto cosa fare. E nelle lettere sappiamo che la prima cosa che gli ha detto da fare è prendere un libro, non ho l'originale, gioco con questo come vedete, che è un libro di Francesco Milizia, un libro che si portava, questa è un'edizione che era un ottavo piccolo, si poteva portare in giro con cui andare a vedere la città. I libri di Malizia sono famosi, tutti noi che ci occupiamo di architettura neoclassica e di critica la conosciamo, non sapevamo qualcosa che è assolutamente straordinario, che è Canova che glieli dà. Canova, leggo nelle lettere, Canova me ne parlò quasi con entusiasmo. E Canova quindi che dà questo libro, dice, li avevo in prestito, con cui il giovane Alessandro gira per la città e dice Canova agli architetti, Canova per tramite di Milizia, dice che sbarazzò quest'arte dalle tante ciarle di cui era ripiena nei trattati, incominciando da quello di Vitruvio. Cioè attraverso Canova che dà il libro di Milizia ci si libera addirittura agli dell'Ottocento della trattatistica. Secondo elemento straordinario che fa Canova, ed è Canova proprio che lo fa, gli dà un maestro di architettura. E questo è un personaggio oggi sconosciutissimo, si chiama Vincenzo Palestra, ma che è un personaggio chiave in quel mondo della Roma del primo dell'Ottocento. Perché? Perché era tornato da Atene. Era stato ad Atene con Lord Elgin, quindi aveva fatto parte della straordinaria missione che aveva portato questi artisti italiani alle spese, diciamo che lavoravano per conto di questo lord inglese, a soggiornare in quella città, a studiare i templi e a fare quell'azione che ancora oggi si discute, che è quella di tirar via i marmi più importanti del Partenone stesso e trasportarli poi al British Museum dove sono. Che faceva Vincenzo Balestra? Vincenzo Balestra, qui un'opera della una studiosa italiana che lavora in Inghilterra, la Gallo, che ha lavorato proprio su questi disegni al British Museum, dicevo che Vincenzo Balestra era stato chiamato a sovrintendere questo lavoro e a studiare l'architettura, quindi per darne poi una sorta di storia. È un uomo quindi che non era solo un disegnatore, ma che conosceva bene la storia dell'architettura greca. Arriva a Roma questo Vincenzo Balestra, povero, perché era ritornato alla fine della missione Lord Elgin. Siamo in un'Europa complicata, Roma è il luogo della pace, Roma è in qualche modo una città che non è in guerra, ma Lord Elgin arriva a Roma, poi se ne va verso l'Inghilterra, viene intercettato in Francia, è fatto prigioniero, rimane lì per molti anni e per alcuni anni non riesce più a pagare questa impresa, l'impresa di Balestra che avrebbe dovuto finire in un libro, e cioè Balestra costretto, ci racconta Alessandro, a dare lezioni. Abbiamo un maestro e abbiamo anche qualcosa che non abbiamo per nessun'altra storia di architetti del primo Ottocento, qualcuno che racconti cosa insegna il maestro, perché Alessandro scrive, mentre gli architetti, i giovani, come dire, figli forse di qualcuno che è già nella professione, non sono persone che sono in grado di scrivere, non scrivono bene, non scrivono con facilità, non abbiamo una letteratura, un'espressione dei propri sentimenti, non abbiamo carte degli architetti, mentre Alessandro ci racconta cosa fa esattamente. Cosa fa? Incontra, e qui comincio la mia presentazione di questo straordinario tesoro di disegni che per 200 anni nessuno ha mai visto, a parte Alistar forse 50 anni fa o qualche cosa di simile, gli mostra, gli fa vedere, come dire, gli apre in qualche modo la strada per la Roma internazionale che è stata, quella che non c'è più, quella cosmopolita, quella degli anni 80 e 90 del Settecento. E questo racconto di quella Roma che è stata, la racconta la Roma di tutti gli artisti che venivano da ogni parte,
e si vede nella sua collezione attraverso la presenza della Gran Bretagna e la presenza della Francia. La presenza della Gran Bretagna l'abbiamo attraverso 2, 3, 4 disegni di un artista straordinario, Joseph Gandhi. Credo che tutti conoscano Joseph Gandhi perché è il collaboratore principale di Soane e quindi sarà l'autore di straordinari disegni che sono conservati al Soane Museum di Londra. E questi straordinari disegni possiamo vedere, diciamo, in qualche modo un loro esempio in questi fogli che sono di grandi dimensioni che Gandhi ha lasciato a Roma. L'ha lasciati a Roma nel 96, sono firmati nel 96, colpito personalmente anche dalle vicende incombenti della Repubblica Romana e costretto ad andare via faticando non poco a trovare il denaro per muoversi, perde in questa impresa i suoi disegni. Questi disegni erano a Roma, Alessandro è in grado di averne alcuni. La Francia ancora, sempre negli anni 90, la Francia di questi anni fra 80 e 90, che arriva nella collezione attraverso un gruppetto molto piccolo, questo è uno, il più bello, ce ne sono 3, di disegni che sono riferiti a un piccolo fabbricato che oggi è a Roma, che tutti possiamo vedere, che probabilmente nessuno ha mai guardato con molta attenzione, che è un padiglione che si trova oggi nella Villa Ada, una Villa Ada che è stata dei Savoia, oggi il tempietto Coffee House con il giardino davanti, un giardino all'olandese che è andato perduto, si ritrova con triglife e metope senza più lo stemma originario della famiglia che l'ha voluto, perché lo stemma è quello dei Savoia, ma questo piccolo edificio è di straordinaria rilevanza per dare una rappresentazione di che cos'è stata la Roma perduta, quella Roma perduta che Alessandro in qualche modo cercava di ricostituire attraverso i disegni. L'architetto è Auguste Hubert, era in rapporto e poi sarà anche parente del celeberrimo pittore David, lo segue a Parigi negli anni della rivoluzione e del terrore, è il responsabile di molti degli apparati festivi, gli apparati effimeri di quella Repubblica. Non ha costruito nulla perché muore poco dopo, quindi un architetto che muore con un portafoglio di disegni giganti, perduto del tutto, e abbiamo noi a Padova abbiamo trovato gli unici disegni originari di questi anni romani. Soprattutto Vincenzo Balestra poteva parlargli di qualcosa degli anni 80 e 90 che era stato molto importante anche a Roma, quindi non solo le presenze degli altri, degli inglesi, dei francesi, dei tedeschi, ma gli italiani che si erano organizzati con un'accademia alternativa a quella di San Luca, un'accademia che si era riunita intorno a una personalità dell'artista, Felice Giani, l'Accademia della Pace, che aveva sovvertito le regole dell'Accademia di San Luca perché non c'erano più i concorsi con dei premi stabiliti da una gerarchia superiore, ma c'era una esercitazione collettiva dei più giovani, più famosi, meno famosi, che ciascuno si dava diciamo su dei principi egalitari, ciascuno poteva proporre un tema, in qualche tempo tutti l'avrebbero presentato e poi tutti gli artisti di tutte le età e di fama diversa e soprattutto, e questo è anche abbastanza importante, italiani con gli stranieri, perché molto spesso tutta la storia della grande Roma della fine del Settecento è una storia di stranieri in Italia, non tanto di italiani, mentre qui vediamo tutti insieme nell'Accademia della Pace che discutono specificamente i progetti presentati. Alessandro sicuramente avrà avuto un racconto da quello che era il direttore, perché Vincenzo Balestra ne è stato il direttore e possiede, che è stato donato al Centro Palladio, la raccolta completa stampata nel 1796 dell'Accademia della Pace, di cui in mostra abbiamo messo alcune delle famose acquatinte che anche in Accademia di San Luca ci sono. Se raccontava anche questo mondo, il mondo quindi degli anni 80 e 90 di Roma, avrebbe anche raccontato chi era
Giuseppe Camporese. E nel fondo abbiamo i disegni di Giuseppe Camporese. Disegni che sono stati studiati nel catalogo da un amico e studioso romano che è Fabrizio Di Marco, ma che vorrei mettere in evidenza che per Roma, per la storia dell'architettura romana, hanno una rilevanza fondamentale, perché noi tutti conosciamo di quest'epoca, degli anni fine 90 di Camporese, conosciamo queste le incisioni in acquatinta simili a quelle dell'Accademia della Pace. Nessuno ha un disegno originale, nessuno ha un foglio originale. Alessandro li aveva, Alessandro li ha portati via 200 anni, li ha tenuti in archivio e oggi li possiamo finalmente vedere. Ma anche volevo far vedere qualcosa che manca. C'è qualcosa che non c'è ed è molto interessante questa assenza, ed è Giuseppe Valadier. Giuseppe Valadier è l'architetto più famoso dell'epoca. Tutti i frequentatori delle giornate dell'Accademia di San Luca si sono seduti nella sala rossa, sono stati sotto lo sguardo del grande quadro di Valadier che è lì, che è rappresentato all'apice della sua potenza, con la sua grossa dimensione, con tutti i suoi disegni, con tutti i suoi tipi di medaglie ottenute, ma non c'è. E perché non c'è? Questo è uno degli argomenti più interessanti, questa assenza. Canova non lo amava. Canova non gli avrebbe mai perdonato il suo ruolo nello spostamento delle statue e delle antichità da Roma a Parigi. Canova si ricordava bene che Valadier, che conosceva il francese, si era associato ad altri 2 uomini di affari, aveva una società di trasporti e è lui che ha impacchettato e curato tutta la parte tecnica per questa grande spoliazione dei musei di Roma. A chi come Canova aveva posto il suo Perseo, grazie al Cardinal Consalvi, a Pio VII, per riempire il grande vuoto lasciato nei musei, il Museo Pio Clementino dall'Apollo del Belvedere con il suo Perseo, a lui, a chi aveva contribuito a questa spoliazione. Canova avrebbe fatto sempre la guerra, e quando guerra di cui non si scrive, non si è scritto, perché poi la storia la vincono chi dura di più, e devo dire che Valadier è vissuto più di tutti gli altri e questa storia non si racconta e non si sa e non se ne parla, ma di fatto quando Canova ha potuto nel 1804 riorganizzare l'Accademia di San Luca, un'accademia che era quasi allo sbando, in quel momento ha scelto altri. Ha evitato di chiamare Canova, ha evitato di chiamare essenzialmente Valadier, e poi molto più tardi gli è stato dato un incarico che non era dei principali. Allora, tralascio in questa presentazione altri dei disegni che sono più veneti, fra cui uno del Tempio Canoviano di Fossagno, dei disegni di Quaringhi, che ha studiato in questo catalogo per noi il grande esperto di Quaringhi di Bergamo, che è il collega e amico Pier Valeriano Angelini. Tralascio alcuni disegni che piacciono molto ad Alistair, che riguardano delle esercitazioni accademiche di base che dovrebbe aver fatto Alessandro stesso, ed arriva a quello che io credo che sia forse la cosa più affascinante di questo gruppo di disegni, che sono stati raccolti da Alessandro nel momento in cui voleva diventare architetto. Nelle lettere vediamo le sue titubanze, le sue incertezze. Sappiamo, almeno pensiamo di sapere, che avrebbe potuto magari presentare anche a un concorso del 1805 organizzato dall'Accademia per un teatro, non l'ha fatto. Questi disegni hanno alcuni che sono di Mario Asprucci. Sono disegni importanti perché si rapportano direttamente a quelli che lui ha fatto, del progetto per lui presentato per l'Accademia della Pace. Sono importanti perché possono collegarsi
al gruppo di disegni che è emerso recentemente, parlo dell'anno scorso, questo è il catalogo fatto da me per la Galleria Carlo Virgilio di uno straordinario gruppo di disegni collegato a Villa Borghese, e quindi che testimoniano quanto anche Mario e non solo il padre abbia lavorato in quella villa e fino agli anni '80, fino a quando è stato possibile, fino a quando la situazione politica ha permesso ai principi romani di avere il denaro per poter allestire i propri giardini. Dicevo, varianti che qui abbiamo, varianti dei disegni per l'Accademia della Pace, disegni d'altro tipo di grande interesse, e soprattutto c'è qualcosa che qui non vi posso presentare, ma che è la parte più, almeno per me, più straordinaria del fondo, che illumina tantissimo anche i disegni bellissimi che abbiamo a Roma all'Accademia di San Luca. Questi sono dei fogli di grande dimensione, dei fogli proprio enormi, che sono stati presumibilmente, qui le lettere tacciono, prese dal tavolo di disegno di Mario Aspucci quando questi è morto. Mario è morto giovane, per caso, caduto da cavallo nel 1804, e Alessandro sicuramente, per tramite di Vincenzo Palestro, doveva conoscere l'artista e si è procurato con una cartella disordinata di fogli di tutte le dimensioni, ma ripeto tantissime, molto grandi, su un progetto a cui stava lavorando l'artista Mario. È un progetto affascinante perché è di notevoli dimensioni, su cui si possono fare più ipotesi che qui non vi racconto, ma che restituisce soprattutto qualcosa che noi non abbiamo in Accademia di San Luca e non abbiamo, credo, in nessuna parte d'Italia, dove i disegni che si conservano agli architetti sono soprattutto disegni finiti, disegni relativi a delle opere. Abbiamo tantissime prove accademiche, non abbiamo lo studio vivo dell'architetto, non abbiamo i fogli su cui ci sono tentativi cancellati, varianti, ridisegni sopra i fogli. In qualche modo, attraverso il lascito Papa Fava, rientriamo in Europa, perché se si va a guardare per la Francia, per l'Inghilterra, per i paesi di lingua tedesca, se si va a guardare il fondo per esempio di Schinkel, che era a Roma nel 1803, arrivò esattamente lo stesso anno del nostro amico Alessandro Papa Fava, magari si sono pure incontrati. Se si pensa a tutti i fondi di disegno europei, questi sono fatti di tanti fogli insieme, fra cui anche il laboratorio creativo dell'artista. Nel caso di Mario Asprucci, proprio perché è morto a metà mentre stava lavorando a questo grande progetto, abbiamo la grande officina creativa. Abbiamo i fogli, le cancellazioni, le varianti. Abbiamo qualcosa che non riusciamo a capire cosa sarebbe venuto fuori, ma abbiamo la possibilità di studiare finalmente un architetto fra 7 e 800 con le carte con cui arriva al progetto. Io credo che questa, almeno per noi storici dell'architettura, questa massa in forma di fogli, assieme alle lettere, assieme a lui che scrive, sia la parte più importante di questa donazione, e sono veramente contenta di aver potuto avere 10 anni alla fine. Questa è stata l'avventura per potercene occupare. Grazie.